benvenuti al comunale di Marineo, provincia di Palermo e città di Casteldaccia Geraci, 11ª giornata del girone B di promozione siciliano. Velardi cerca di accentrarsi, poi si trova davanti Ferrara, pallone spazzato, la gestione con il petto di Ignoffo, ma il pallone viene recuperato da D'Agostino, pallone in profondità, Marrone davanti la porta, calcia alto, ancora Gioacchino Serio e si allunga il pallone in fascia. Poi va verso il centro, calcia da fuori Serio. Altra conclusione fuori. Il recupero del Geraci, Serio. Pressione, entrata di Ferrara. Tutto ok. Pallone di Fernandez. A sfiorare un grandissimo gol. Ancora Serio. Ne aggira 2. Poi pallone per Velardi. Velardi se lo sistema. Se va sul sinistro prima, adesso con il destro, evita 2 avversari, stato Sodragna, Velardi sul secondo palo. Invece dall'altra sponda c'è Antonino Catanzaro, 99. Occhio Velardi, molto bene, si prende il calcio di rigore. Il Geraci con Claudio Velardi e ammonizione per Dragna. Velardi! Palla da una parte, portiere dall'altra, il vantaggio del Geraci con Claudio Velardi. Coco, Marrone, Gnassi, posizione regolare. D'Agostino contro 2, giocata, pallone per Serio, d'esterno, la riesce a servire Velardi in area, fermato ancora Serio da fuori, mamma mia, Macaluso, paratona. Pallone in mezzo, colpo di testa a levar via, c'è il tiro deviato, Giglio in piena area di rigore cade, pallone adesso di Ignoffo, è passato magicamente il pareggio del Città di Casteldaccia con Domenico Ignoffo, 1-1. E parte Gelfo, pallone verso la porta, De Miere traversa e ancora nell'area piccola si coordina Ignoffo, esce di pochissimo, a un passo dalla rimonta. Adesso Gonzales, profondo, Velardi, posizione regolare, avanti il Geraci, pallone in mezzo, Serio, e solo il gol di Serio, non poteva sbagliare davanti Macaluso, il 2-1 del Geraci con Gioacchino Serio. La battuta del calcio d'angolo, colpo di testa, niente da fare, ancora una volta alzata, De Miere esce, occhio a Ignoffo, limite, c'è il tiro di Fiore che finisce fuori, traiettoria verso Pecoraro, più vicino rispetto a prima a segnare. Ma Serio, c'è il colpo di testa alla traversa di Velardi, Geraci un passo dal 3-1, Valor con a te, Valor è ufficiale, la vittoria del Geraci in casa della Città di Casteldaccia, 2-1. Secondo me dico contro una grandissima squadra che apprezzo tanto come il Geraci, oltre a livello individuale anche a livello affettivo, conosco quasi tutti praticamente, dico almeno secondo me anche un pareggio ci stava, sia per le occasioni create da parte nostra sia per le occasioni create da parte loro. No, il rigore io penso che c'era, quello su di loro, dico per carità sono oggettivo, però i portieri giustamente sono fatti per parare, De Miere ha fatto una grandissima parata su Varvara all'incrocio, la traversa nostra su calcio d'angolo, insomma occasioni ce ne sono state per loro, occasioni per noi, loro ne hanno fatte entrare 2 e noi 1. Sì, nello spogliatoio ho detto semplicemente che secondo me stiamo facendo bene la fase difensiva, perché comunque anche il primo tempo loro sì avevano il pallino del gioco, però noi non abbiamo concesso nulla nel primo tempo, se non era per il rigore forse finiva 0-0, però eravamo poco propositivi, poco in fase offensiva, quindi ho chiesto sinceramente che giocavamo come sappiamo giocare noi, che non dovevamo soffermarci giustamente a bloccare Dzeko, a bloccare Tizio, a bloccare Akai, dovevamo giocare tranquillamente e infatti poi siamo entrati con lo spirito, quello che volevo io dall'inizio della partita. Sì, incontriamo l'Aspra, anche questa settimana c'è anche da dire questo, io devo fare un grande applauso
ai miei ragazzi perché hanno fatto veramente una grande partita contro una grande squadra, soprattutto dopo la settimana nostra turbolenta purtroppo che c'è stato, che ha portato comunque Ciancimino, Bordoni, Badame, dico gente che doveva giocare domenica e per altre situazioni non ha giocato, e quindi anche i ragazzi stesso dico, ma non per chi ha giocato, per carità, avevamo tutta una juniores in panchina, stesso anche juniores che comunque ancora non ha fatto l'esordio in campionato, quindi anche farli entrare in una partita del genere non era facile, anzi un grande applauso anche a chi è entrato. Mancano questi giocatori fondamentali, soprattutto Ciancimino e Bordoni, che comunque fino a 2 giorni fa si allenavano con noi. Sicuramente non è stata una bella settimana, e con tutto questo i ragazzi veramente hanno fatto una grande prestazione. Non siamo stati bravi, siamo stati molto passivi ad attaccare questa palla lunga e abbiamo preso gol su un calcio d'angolo evitabilissimo. Siamo stati bravi a riprendere subito la situazione, fare gol, potevamo triplicare, però alla fine penso sia pienamente meritata. Ecco, hai detto bene, giochiamo tra 3 giorni, tra 3 giorni se ne parla, incontriamo una signora squadra, prima in classifica, è una partita difficile, noi stiamo giocando tanto, veramente tanto, siamo un pochetto stanchi, speriamo di riprendere qualcosina per mercoledì, però le partite, ripeto, iniziano sempre e solo dallo 0-0, poi il resto si vede.